Si è svolto stamani un vertice del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza in Prefettura con l'ordine del giorno l'allarme terrorismo per l'attacco in Israele e sulle ricerche all'anziano Coluzzi scomparso da diversi giorni a Naro. Si è conclusa la 3 giorni della festa dell'amicizia a Ribera, positivi riscontri ricevuti, a conclusione un dibattito politico con la partecipazione di diversi leader nazionali, Asse e MPA di Lombardo con la Lega di Salvini. Riprendono gli sbarchi a Lampedusa, 685 nuovi arrivi, tutti salvi i turisti a bordo della nave Turcaz. Ampia partecipazione della CGIL Agrigentina alla manifestazione nazionale di Roma. Il Palermo secondo nel campionato di Serie B, l'Akragas perde in casa contro la Vibonese, la Pro Favara vince contro la capolista, la Fortitudo Agrigento batte la squadra locale a Milano. Benvenuti con l'appuntamento del nostro telegiornale TV Notizie. Una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza si è svolto stamani presso la Prefettura di Agrigento. Tra i punti principali quello dell'allarme terrorismo in Israele, altro punto in discussione quello della scomparsa dell'anziano di Naro, signor Lorenzo Coluzzi. Sentiamo lo stesso prefetto di Agrigento. Il Comitato è una riunione settimanale che si fa, quindi non c'è un particolare perché. Ovviamente questa settimana abbiamo qualche tema d'attualità, come sempre, fra cui spiccano le attivazioni per l'allarme terrorismo in Israele, che per fortuna tocca molto marginalmente questa provincia, che non ha obiettivi sensibili, e poi le operazioni di ricerca per la scomparsa del signor Coluzzi da Naro, che manca da ieri mattina e che da oggi si sta cercando anche con gli strumenti tecnologici più avanzati, cioè con gli elicotteri, con i droni, sperando di poter mettere presto una parola fine a questa ricerca. E si è allontanato dalla casa famiglia presso la quale era ospite a Naro. Al momento non ci sono più notizie. Si tratta di un anziano di nome Lorenzo Coluzzi affetto da Alzheimer. Ieri in tanti lo hanno cercato, ma al momento non si è riusciti a trovarne traccia. Per questo il sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara, ha lanciato un accorato appello: vi prego di essere umani, di cercarlo e di spargere la voce. Chiunque lo vedesse è pregato di contattare il 340 40 90 940 o allertare le forze dell'ordine. E passiamo ora alla politica. Si è conclusa positivamente la festa dell'amicizia, tornata dopo tanto tempo a Ribera, molto partecipata, con diversi tavoli e confronti politici, organizzate su tematiche di livello nazionale e regionale. Noi eravamo sul posto e abbiamo seguito l'evento. Allora si conclude questa 3 giorni che ha avuto momenti di reunion, momenti di riflessione, temi importanti e progettualità. Possiamo fare un bilancio? Ma è stata una gran bella festa, dove l'amicizia è stata protagonista in tutti i sensi. Abbiamo costruito un percorso per una comunità che si è ritrovata attorno a un'antica storia di un partito, valorizzando l'idea della democrazia cristiana, cogliendone i significati più importanti, a cominciare dai valori che vuole rappresentare. Abbiamo parlato e riflettuto insieme con tutti i partiti, perché quando si è amici si è a prescindere dalle valutazioni personali dei partiti, e ringrazio tutti i dirigenti di partiti che sono venuti. Abbiamo parlato di pace, al culmine di questa richiesta di pace abbiamo invitato la famiglia Arafat in un momento drammatico come quello che è successo stanotte, che sono venuti a urlare la pace. Abbiamo parlato di legalità, abbiamo parlato di lavoro, di attività produttive, di sanità, di imprese, di agricoltura. È stata una festa che insieme all'essere comunità, gioia e divertimento è stato anche un percorso di programma e politico che porteremo nelle sedi istituzionali come esperienza. Abbiamo certamente una grande soddisfazione di aver rimesso insieme tanta gente e di aver dato spazio alla possibilità di vivere, di stare insieme e di testimoniare la capacità che abbiamo
di essere protagonisti nella partecipazione, non nella gestione del potere. Questa è la cosa più bella e questa è la festa dell'amicizia. Noi abbiamo assistito al dibattito nel corso del quale ci sono state sicuramente tante riflessioni, tante proposte, però una voce unanime è stata quella che ha parlato dell'uomo, Totò Cuffaro, al quale va ascritto comunque questo grande successo, il coraggio di riproporre questa nuova formazione politica. Per chi come me ha commesso tanti errori, dei quali faccio ammenda e responsabilmente cerco ogni giorno di migliorarmi e dare un messaggio, perché queste mie responsabilità, nel ricordo di esse si possa dare un consiglio a quelli che non li debbano fare. È chiaro che il protagonista di questa festa della Democrazia Cristiana è l'uomo, ma non l'uomo Totò Cuffaro, è l'uomo, è la sua coscienza, è la sua passione, è la sua voglia di essere protagonista, è la sua voglia di partecipare, la sua voglia di amare e di donarsi, la sua voglia di essere costruttore di messaggi di pace, di legalità e soprattutto l'uomo che raccoglie il testimone di una storia e che la vuole donare e dare ai propri figli perché la portino avanti. In questo contesto forse l'uomo Totò Cuffaro può avere il merito di aver colto questo significato e di averlo insieme a tutti gli altri portato avanti. Nessuno avrebbe potuto fare quello che ho fatto io se non l'avessimo fatto tutti insieme e io sono grato a quelli che mi hanno dato la possibilità e ci hanno creduto. Oggi la Democrazia Cristiana è una realtà, noi siamo contenti e speriamo che possa servire a far crescere nello sviluppo questa terra e soprattutto a poter donare, come ho detto l'ultimo video, una possibilità ai nostri figli che rimangono in questa terra per studiare e per vivere. Infatti proprio c'è una grande attenzione, forse in quella nuova Democrazia Cristiana c'è questa attenzione verso i giovani, questo disegno di legge è in questa direzione, ce lo illustra? La Democrazia Cristiana nuova è una Democrazia Cristiana cambiata, come diceva il video, cambiata perché avendo maturato quello che abbiamo dovuto pagare per gli errori commessi, si cerca di non rinunciare alle ragioni che abbiamo. In questo contesto cominciamo dalla famiglia, nella difesa della famiglia, nella sua unità familiare, nella sua scelta di essere protagonista attiva e non passiva della società e delle istituzioni. Parliamo dei nostri giovani, i nostri figli, ognuno di noi ha un proprio figlio che vorrebbe che rimanesse qui dopo aver studiato perché ci possa far diventare nonni, io lo sono diventato fra poco. Ecco, io penso che i valori di cui parliamo sono questi e questa è la vita per la quale abbiamo il dovere di continuare a combattere, a sperare, come Nemicek, il protagonista dei ragazzi alla Via Palle, sapendo che ai nostri figli noi dobbiamo lasciare la possibilità che anche loro abbiano di coltivare la speranza, perché la speranza è una cosa buona e le cose buone, anche se alla fine, vincono sempre. Ribera, teatro comunque di un grande successo, questa nuova Democrazia Cristiana rivolta ai giovani, aperta anche politicamente alle riflessioni degli altri in direzione della creazione di qualcosa di grande che stia al centro. Siamo un partito aperto e che non è solo un'enunciazione, lo abbiamo dimostrato. Abbiamo voluto celebrare la nostra festa e abbiamo voluto condividere la nostra festa con le persone che non la pensano come noi o che la pensano in maniera diametralmente opposta a come la pensiamo noi, uno su tutti. Abbiamo affrontato il tema della pace, abbiamo invitato il console russo e quanto di più impopolare penso ci possa essere in questo momento storico. Abbiamo affrontato i temi della politica e lo abbiamo fatto con gli amici del PD che sicuramente non la pensano come noi. Abbiamo affrontato i temi imprenditoriali e ci siamo voluti confrontare con chi rappresenta una voce forte e che ci criticano, che è il mondo delle organizzazioni di categoria. È una festa di popolo che abbiamo voluto iniziare e riniziare dopo 30 anni. Ci eravamo lasciati a Pesaro nel 1993.
abbiamo ripreso la festa dell'amicizia nella mia città, a Ribera. Io sono di questo onoratissimo, di aver ripreso una tradizione storica della democrazia cristiana proprio nella mia città. Sono certo che questa sarà semplicemente la prima riedizione di una lunga serie affinché la democrazia cristiana si possa confermare un partito plurale, soprattutto un partito, come ama dire Cuffaro, donna e soprattutto giovane. Una eredità, quella che le arriva certamente non facile, in una Sicilia che è cambiata e che comunque ha bisogno sicuramente di recuperare questo vostro progetto. Quello sì, ma intanto la prima parte è quella più difficile, nel senso è l'unico caso al mondo in cui l'allievo non potrà mai superare il maestro, perché il maestro vola così in alto che sicuramente entra nel limbo degli statisti politici. Lo dimostra questa ripartenza dopo tutte le difficoltà dell'uomo, è riuscito comunque a rilanciare la democrazia cristiana, a rilanciare i valori e soprattutto a trarre un mondo che era un pochettino più sfiduciato, quello dei giovani. Vedere qui tutti questi giovani, soprattutto questi colori, mi faccia dire, puliti, fa sperare tantissimo nel cambiamento anche della Sicilia. Voi attualmente state comunque amministrando una Sicilia che è in forte sofferenza. Basta andare in giro per capire che la sofferenza è notevole. Lascia sempre perplessi il fatto che non vengono utilizzati tutti i fondi comunitari, che sono veramente l'unica possibilità di una ripresa e di una speranza, perché soprattutto i nostri giovani possono vivere al meglio il loro futuro. Quindi penso che un lavoro in quella direzione va attenzionato e va stressato sempre di più per l'utilizzo massimo di tutte le risorse che arrivano in Sicilia. Poco fa Toto Cuffaro ha detto gli assessorati che ci hanno lasciato poi sono diventati, si sono accorti che erano importanti. Di fatto in un primo momento sono rimasti gli ultimi, invece è stata l'abilità dell'uomo, del politico a farne delle punte di diamante. Ma intanto gli assessorati sono rappresentati da due figure, che sono l'assessore Albano e l'assessore Messina, che sono due persone per stile, per cultura, per professionalità, per le skills che hanno professionali, sono sicuramente un'alta rappresentanza per questo governo. E poi sono degli strumenti importanti, sicuramente l'assessorato alla famiglia e al lavoro, lasci dire, per una Sicilia che sicuramente soffre economicamente, sono due assessorati che ci possono dare qualche soddisfazione in termini di risposte al bisogno. In Sicilia è comunque facile risvegliare questo radicamento del partito, e invece fuori dalla Sicilia? Ma certamente in Sicilia la spinta iniziale la dà sicuramente uno che si chiama Toto Cuffaro e che quindi si riprende la scena sui valori e sulla capacità, perché non dimentichiamo che il suo fare da presidente è stato molto forte e molto incisivo ed efficace, tant'è che oggi a 20 anni di distanza si riparla di ponte, si riparla di terramoralizzatori, il che significa che la sua politica sicuramente andava nella direzione giusta. Ovviamente andando in Italia la complessità del quadro politico, che sicuramente comunque sta cambiando, ci porta a sperare di far valere e far passare i nostri valori anche oltre lo stretto. È sempre sabato per la Democrazia Cristiana. La festa si è conclusa con un tavolo politico al quale hanno partecipato Salvatore Cuffaro, segretario nazionale della DC, Lillo Pumiglia, Marco Follini, l'onorevole Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera, Vito Riggio, amministratore delegato della GESAP a Palermo. Noi abbiamo intervistato la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi e Marco Follini, già parlamentare della Democrazia Cristiana. La nuova Democrazia Cristiana vede presente anche Italia Viva in questo progetto, che ha voluto dare comunque un suo contributo in termini di lettura di questa esperienza politica. Quando un altro partito ci invita ad un confronto, volentieri noi raccogliamo questo invito, come nel caso della nuova Democrazia Cristiana, così come ho partecipato a dibattiti col PD o con Fratelli d'Italia, quindi volentieri sono stata qui oggi a Ribera alla
Democrazia Cristiana abbiamo cercato di parlare di storia della Democrazia Cristiana, dei grandi valori che ha saputo esprimere, di come è stata in grado anche di cambiare il nostro paese, ma anche di futuro, di cosa resta di quell'eredità e che cosa può essere in qualche modo anche una nuova sfida per rispondere ai bisogni dei cittadini. Su una cosa ci siamo trovati d'accordo: vogliamo essere alternativi sia al sovranismo di destra che al populismo di sinistra. Poi chiaramente siamo due partiti diversi, con un lavoro diverso che stiamo facendo Italia Viva e la Nuova Democrazia Cristiana qua in Sicilia, e quindi diciamo che è un primo incontro. Si può costruire un progetto politico che vada al di là di ciò che è l'imminenza delle europee? Noi stiamo come Italia Viva provando a costruire un progetto che vada oltre i limiti del nostro partito in vista delle europee, per cercare di parlare a tante persone che oggi non vanno a votare, quasi il 50% dei cittadini non va a votare, e a tante persone che non si riconoscono più magari nei partiti che hanno votato fino adesso, sia a destra che a sinistra. È chiaro che l'ambizione nella costruzione di un nuovo centro non è solo un'avventura elettorale, per quanto sia sicuramente un appuntamento fondamentale quello delle europee, ma provare a capire se possiamo dare una casa nuova ai riformisti, alla tradizione popolare, ai liberal democratici. È la sfida e il lavoro anche entusiasmante dei prossimi mesi. Tra sovranismo e populismo, alla luce della vostra ultima esperienza, quanto è cambiata l'Italia? Sicuramente il sovranismo e il populismo non hanno cambiato in meglio il nostro Paese. Io mi limito a fare un'analisi ovviamente rispetto all'ultimo governo nazionale, perché sennò sarebbe troppo lungo il discorso. Io credo che in un anno di governo Meloni gli italiani stiano peggio. Stanno peggio perché costa di più la benzina, stanno peggio perché pagano di più le rate del mutuo, stanno peggio perché costa di più il carrello della spesa. È tutta colpa della Meloni, per carità, ci sono anche fattori internazionali, ma qual è la responsabilità della Meloni? Non aver in nessun modo dato delle alternative. Non ha limitato le accise come aveva fatto Draghi, non ha applicato nessun tipo di contromisura e soprattutto con questa legge di bilancio taglia sulla sanità, che invece è un bene essenziale per ciascuno di noi, e una sanità che già oggi è veramente in difficoltà. Ecco, su questo la responsabilità è tutta del governo Meloni invece. Oggi la Democrazia Cristiana si ripropone come nuova. Quanto c'è dell'essenza originale della Democrazia Cristiana e che spazio lei vede per il suo futuro? Ma parlare della DC non significa seguire la moda, significa riconnettersi a una storia che ha molte interpretazioni, che può avere ancora degli sviluppi, che va affrontato con animo non troppo nostalgico. Per me, che oggi sono fuori dall'attività politica, questi ricordi e questi significati non svaniscono. Crede che possa esserci uno spazio concreto nell'attuale panorama politico per affermare quest'idea? Non è facile, perché la politica ha preso un'altra piega, sembra stia andando in un'altra direzione, ma io penso che nella storia italiana c'è molta democrazia cristiana nascosta, e quindi apprezzo che se ne parli e che lo si faccia oggi con un animo molto più rispettoso e molto più sereno di quanto accadesse qualche anno fa. Si può intercettare una parte del voto del partito dell'astensionismo? Certo, il pensiero che tantissime persone non vanno più a votare dovrebbe indurci a riscoprire le ragioni che hanno portato i nostri padri e i nostri nonni, e anche alcuni di noi, a occuparsi di politica in tutt'altro contesto. E sempre in tema di politica, grandi manovre per le europee. Schifani ribadisce la proposta di riunire con Forza Italia i partiti del Partito Popolare Europeo, e intanto si forma l'asse Lega MPA di Lombardo e Di Mauro, il servizio di Margherita Trupiano. Grandi manovre tra i partiti che si preparano tra proposte e promesse all'imminente appuntamento elettorale con le europee. Intanto Schifani, da un lato, ribadisce che a fine agosto ha lanciato agli azzurri a livello nazionale la proposta di raccogliere sotto il simbolo di Forza Italia per le europee tutte le forze politiche che si riconoscono nel Partito Popolare.
È un'idea che ha trovato ampi consensi e condivisione di Tajani, che dovrà poi stabilire se o no attuarla. Ma secondo il governatore Schifani occorre lavorare e trasformare Forza Italia da partito lideristico a partito pluralistico. I sondaggi di oggi, afferma, ci danno in crescita e danno il senso di una guida sicura da parte di Tajani e di un partito in piena salute. Ma gli altri partiti del centrodestra non stanno certo a guardare, perché è stato lanciato un messaggio di un asse tra Lega ed MPA, con un incontro tra il vice premier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini e l'ex presidente della regione siciliana Raffaele Lombardo, fondatore del Movimento per l'Autonomia. I due hanno discusso di diversi dossier legati alla Sicilia, a partire dallo sviluppo infrastrutturale dell'isola. Per entrambi è fondamentale l'impegno per la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina, priorità del ministro Salvini e del governo, nonché bandiera programmatica dell'MPA sin dalla sua nascita. È sottolineata la determinazione per intervenire sulle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e portuali necessarie per eliminare il gap dell'isola con il resto del paese. Sono 685 i migranti giunti nella notte a Lampedusa, il servizio. 42 bengalesi, siriani ed egiziani e tunisini sono stati rintracciati dai carabinieri durante la notte a Calapalme di Lampedusa, dove sono riusciti ad approdare autonomamente con un barchino di 7 metri. All'hotspot di Contrada Embriacola al momento sono presenti 685 ospiti. Sono 258 i migranti sbarcati durante la notte a Lampedusa, dove le motovedette di Capitaneria di Porto e Guardia di Finanza, ma anche l'ONG Aurora e la nave Diciotti, hanno soccorso 4 imbarcazioni, 2 barconi salpati da Zawiya in Libia, con a bordo 116 e 118 migranti, intercettati poi altri 2 barchini con 9 e 15 tra tunisini, siriani e senegalesi. I 15 hanno riferito di essere partiti da Mahdia in Tunisia, tutti dopo un primo triage sanitario effettuato al molo Favaloro sono stati trasferiti all'hotspot di Contrada Embriacola. Tutti salvi, 70 impauriti, i 37 turisti che erano a Lampedusa a bordo del Turquoise, una delle più gettonate imbarcazioni che offre la possibilità di effettuare gite alla scoperta dei fondali delle coste dell'isola pelagica. Il natante ha improvvisamente preso a fuoco, mentre fortunatamente alcuni altri natanti che si trovavano nei pressi, unitamente alla nave Diciotti della Guardia Costiera intervenuta, hanno subito prestato i soccorsi, trasbordando i turisti e mettendoli in salvo. Il caicco è stato completamente distrutto dall'incendio e poi è colato a picco. Oggi avrebbe compiuto 56 anni Emanuela Loi, morta nella strage che uccise Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta. Margherita Trupiano. Oggi avrebbe compiuto 56 anni Emanuela Loi, nata proprio il 9 ottobre del 67 a Sesto, in Sardegna, dove ha vissuto fino al suo ingresso nella Polizia di Stato. I suoi sogni si sono infranti il 19 luglio del 92 sul deflagrare di 90 kg di esplosivo alle 16:59 in una domenica d'estate in via Mariano D'Amelio a Palermo. A quell'epoca aveva soli 24 anni. Destinatario di quell'esplosione, comandata da Cosa Nostra, era il giudice Paolo Borsellino, e la strage di via D'Amelio lo uccide e con lui gli agenti della sua scorta, tra cui Emanuela, una giovane brillante che si diploma con l'intenzione di fare la maestra, ma poi entra in polizia mostrando passione e determinazione che la portano a diventare poliziotta nel 1990. Al termine del corso le comunicano che la sua sede non sarà la Sardegna ma Palermo, la città dove è in atto una cruenta guerra di mafia. Colta da un momento di sconforto, dichiara ad una collega: è il mio lavoro, non posso tirarmi indietro, mentre invece rassicura i familiari di essere serena. Molto capace, è una tiratrice scelta e finisce nel servizio di scorta. Gli ex colleghi la descrivono con gentile
risoluta, pignola. Il destino aveva scritto che il suo si sarebbe incrociato con quello del giudice Paolo Borsellino e quella campana suona, un'esplosione terribile che non lascia scampo a nessuno, ed Emanuela Loi è la prima poliziotta a cadere per cause di servizio. I carabinieri della squadra aeromobile della compagnia di Cammarato hanno arrestato in flagranza di reato un 39enne di San Giovanni Gemini, già noto alle forze dell'ordine con l'accusa di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie. L'operazione è scattata a seguito di una richiesta di intervento al 112 da parte della stessa donna che aveva chiesto aiuto perché il marito era stato in escandescenza e l'aveva schiaffeggiata e minacciata di morte davanti ai loro figli. I militari della radiomobile si sono immediatamente recati presso l'abitazione della vittima. Hanno trovato l'uomo che, nonostante la presenza dei carabinieri, continuava ad agitarsi e a scagliarsi contro la moglie, minacciandola e insultandola, per poi essere definitivamente bloccato e condotto in caserma. Subito dopo l'arresto, i militari hanno informato la Procura della Repubblica di Agrigento, che ha disposto la procedura di codice rosso per i casi di violenza domestica. In seguito all'udienza di convalida, l'uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, come disposto dall'autorità giudiziaria. Si è svolta a Roma la manifestazione di mobilitazione nazionale che la CGIL, insieme ad altre 100 associazioni, ha organizzato nella capitale, che hanno voluto intitolare alla nostra carta la via maestra Insieme per la Costituzione. Anche una folta rappresentanza della CGIL di Agrigento ha partecipato alla manifestazione. In merito abbiamo sentito il segretario provinciale della CGIL, Alfonso Buscemi. Alfonso Buscemi, al ritorno dalla manifestazione che si è svolta a Roma della CGIL, è stato un evento importante che ha visto anche la partecipazione di tantissimi sindacalisti, collaboratori, lavoratori di tutta Italia. Ecco, sostanzialmente cosa si porta a casa? Mi porto a casa la consapevolezza che i cittadini, pensionati, lavoratori, studenti, c'erano tanti ragazzi, non intendono rassegnarsi a questo stato di cose e a queste proposte di governo che non trova le risorse per il mondo del lavoro, per questo tipo di gente, e invece trova le risorse per lasciare correre per gli evasori fiscali, per esempio. Mi porto dietro una grande bella soddisfazione. Dopo quella dei 3 milioni in piazza del 2002 è stata questa una delle più imponenti manifestazioni che si ricordano organizzate dalla CGIL. Noi che non eravamo neanche alla fine del corteo come delegazione di Agrigento non siamo neanche riusciti a poter entrare nella piazza, talmente la gente era tanta. Il governo penso che deve prendere atto di questa insoddisfazione, di questa difficoltà. C'è un mondo in sofferenza, c'è gente che lavora ed è povera. C'è gente che lavora e non riesce più a soddisfare le esigenze della famiglia. Ci sono troppi morti sul lavoro e quindi va fatta un'assunzione degli ispettori in tutta la pubblica amministrazione per andare a verificare le condizioni di lavoro. Ci sono le pensioni ormai non più tollerabili per l'esiguo importo che danno, così come in tutta la pubblica amministrazione, a partire nella sanità, va fatto un piano di assunzione perché ci sono milioni di posti vuoti nella pubblica amministrazione e con un grande piano di assunzione non solo si rianima l'economia del nostro paese, ma si garantisce i servizi alla città. Ormai è allo sfascio tutta la pubblica amministrazione. La sanità ne è la testimonianza, mentre tutte le ASP assumono, solo ad Agrigento scappano. Noi ci accontentiamo di qualche medico che proviene dall'Argentina, non ci preoccupiamo dei tanti medici che stanno andando via giorno dopo giorno e ormai sono 2 anni che noi abbiamo il collasso all'ASP di Agrigento. Ecco, ritorno da Roma con la consapevolezza che questo governo deve tenere conto di questa grande manifestazione organizzata dalla CGIL. E si è svolto sabato scorso il primo simposio agrigentino di radioterapia presieduto dal dottor Michele Bono, che ha visto la partecipazione del direttore generale dell'assessorato regionale alla sanità, dottor Salvatore Iacolino. Sentiamo l'intervista. Un'interessante iniziativa, un convegno sulla radioterapia in Sicilia che si sta svolgendo qua ad Agrigento in Piazza San Pietro. Sì, un convegno interessante per fare appunto il punto sull'attuale situazione della radioterapia
Anche in questo caso ci sono interventi significativi da parte della Regione che riguardano in questo momento l'ospedale di Taormina e quello di Trapani, con una accelerazione delle procedure che dovrebbero consentire da qui a breve l'avvio dei lavori e allo stesso tempo il potenziamento e l'ammodernamento dell'area tecnologica per garantire un'attività assistenziale fondamentale, spesso salvavita. Questo è l'intendimento della Regione, quello cioè di salvaguardare la continuità assistenziale, di migliorarne l'appropriatezza e la qualità sotto ogni profilo, anche sotto quello del comfort alberghiero, ma in questo momento quello che conta di più è provare a far funzionare in maniera sempre più produttiva le attività all'interno degli ospedali e anche con il contributo dei privati dare una spallata fortissima nei confronti di quel problema che riguarda le liste d'attesa, su cui stiamo lavorando con grande intensità e che rappresenta una priorità del governo Schifani. Qual è il livello della radioterapia un po' in generale in Sicilia? Ci sono alcune realtà che sul piano dell'espressione sanitaria pubblica ne sono sprovviste, Trapani è fra queste. A Taormina vi è anche la cardiochirurgia e su questo si è pure intervenuto, però non v'è dubbio che non ci sono livelli uniformi di assistenza e quindi l'obiettivo regionale è quello di garantire omogeneità di indirizzo attraverso un potenziamento di queste aree tecnologiche per dare assistenza appunto salvavita ai pazienti in qualunque parte della regione siciliana. La linea ora alla regia per la pubblicità. Francesco Vincenzo Maniaci, un medico di 43 anni originario del Messinese, ha perso la vita in un violento impatto contro un albero caduto sulla carreggiata all'altezza di Campofelice di Roccella. L'uomo percorreva l'autostrada in direzione Palermo, il servizio da Palermo. Dramma sull'autostrada 20 Messina-Palermo in direzione del capoluogo siciliano, dove nel tratto tra Cefalù e Campofelice di Roccella al chilometro 174 si è abbattuto un albero che ha invaso la carreggiata, causando la morte di un automobilista. Il tronco dell'arbusto infatti si è riversato sulle corsie e all'alba, ben poco visibile, è stato impattato da un'auto che viaggiava in direzione Palermo. Lo schianto è stato molto violento e il conducente, un uomo originario di Sant'Agata di Militello in provincia di Messina, è purtroppo deceduto. Sul posto gli agenti della polizia stradale per i rilievi del caso. L'ANAS ha invece provveduto a chiudere il tratto tra Cefalù e Bonfornello con uscita obbligatoria e traffico deviato sulla statale 113. I soccorsi sono stati allertati da altri automobilisti. Sul posto sono giunti gli uomini del 118, della Polstrade e dell'ANAS. Per l'automobilista non c'è stato però nulla da fare. La strada è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi e per rimuovere il tronco dell'albero che ha invaso l'intera carreggiata. I poliziotti della stradale hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. Andiamo ora allo sport. Il Palermo Calcio viaggia a ritmi da record nelle prime giornate del campionato di Serie B. Corini, allenatore della squadra, è secondo in classifica con una partita in meno il servizio di Palermo. Un Palermo così performante da almeno 10 anni non si vedeva. L'ultima volta che arrivarono 4 vittorie esterne consecutive era l'era Iachini, stagione 2013-2014 con un Palermo spaziale, una squadra che frantumò ogni record, compreso quello di punti totali che apparteneva alla Juventus. In panchina c'era Beppe Iachini e al termine di quella stagione arrivò la promozione in Serie A. In quel caso la squadra rosa raggiunse gli 8 successi esterni consecutivi lontano da casa. Era il Palermo di Dybala, Hernandez, Vasquez o Belotti. Clima esaltante in casa rosa con un'altra giornata, quella di sabato, in cui anche la tifoseria ha stupito l'Italia intera. Alla fine al Braia di Modena l'amore dei tifosi ha portato a staccare oltre 3.400 biglietti per il settore ospiti, cifre che di certo sono da massima serie e non si può dire che il supporto dei tifosi accorsi in massa non abbia influenzato anche la prestazione in campo del Palermo. Ne parlano il tecnico Corini ed il centrocampista Henderson. Quest'anno sono più del doppio, sono stati straordinari, hanno spinto la squadra, vedere risultare con i nostri giocatori è qualcosa che mi emoziona
è qualcosa che questi ragazzi si stanno meritando, con un atteggiamento sempre propositivo, con la voglia di lottare, di stare insieme. Come dicevo, sapevamo di affrontare un avversario che aveva delle qualità, ve le ha messe in campo. Secondo me mi ha fatto 40 minuti importanti il primo tempo, sia in parità che in superiorità numerica, avendo 3-4 situazioni veramente giuste per poter fare gol. Non mi sono piaciuti gli ultimi 5 minuti del primo tempo, loro su un paio di palle inattive sono stati pericolosi, abbiamo forzato delle giocate. Nel secondo tempo siamo partiti bene, abbiamo fatto il gol, in un altro paio di situazioni potevamo fare il secondo, dopo invece per 15-20 minuti il Modena ci ha creato qualche difficoltà, ci è venuto un po' il braccino, abbiamo sofferto un po' il caldo, un po' la fatica, questo periodo insomma molto lungo che non abbiamo mai avuto giorni di riposo. Fare molto più gol, però oggi è stato bello perché era il compleanno di mia mamma, era l'avversario dei miei nonni e oggi è stata veramente una bella giornata. Sì, sono veramente felice, loro è stato fondamentale per noi oggi, si vede 4.000 persone, è stato molto importante per noi. Secondo me sì, siamo tanti nuovi, deve prendere un po' di tempo per fare le cose bene in campo, però stai migliorando ogni giorno e siamo una squadra forte, però deve fare i complimenti anche a Modena oggi perché ha messo noi in qualche difficoltà e per me Modena è una grande squadra. Nonostante sia stata una partita combattuta e dalla buona prestazione, l'Akragas perde contro la squadra della Vibonese per 2-1. Per l'Akragas la rete è stata segnata dal giovanissimo Di Mauro. Sentiamo Carmelo Lentini che ha seguito la partita. Terza sconfitta interna per la giovane compagine akragantina dinanzi ad una vibonese cinica ed esperta che ha risolto la gara in appena 3 minuti. Ma per ciò che si è visto in tutti i 90, i ragazzi del Tecnico Coppa avrebbero sicuramente meritato la spartizione dell'intera posta in palio. Una partita per certi versi strana, iniziata in maniera molto equilibrata, ma che si è sbloccato al primo affondo degli ospiti al 15°. Tandara duetta con Fitto, si presenta davanti a Sorrentino e lo infila da Stuzia. Non passano 3 minuti che arriva il raddoppio dello stesso Convitto al 18°, ma c'è un sospetto fuorigioco. A questo punto la partita sembrava compromessa e per certi versi anche chiusa. Poi arriva la forte reazione biancazzurra e grazie ad alcuni aggiustamenti tecnici la squadra riprendeva a macinare azione su azione. In più occasioni riusciva a sfiorare la rete con i vari tiri dalla distanza con Di Mauro, Trombino e Grillo, ma il portiere del Bello era bravo a farsi sempre trovare pronto. È un Akragas molto reattivo e alla fine del tempo si va a riposo con tanta rabbia ma sospinto dal calore dei propri tifosi. Al ritorno in campo l'Akragas parte a sprombattuto e al 47° un forte tiro di Marrale viene deviato distinto dal portiere ospite sopra la traversa. Al 50° un altro tiro, sempre dello stesso, è diretto all'incrocio dei pali e neutralizzato ancora dall'attento guardiapali calabro. L'Akragas continua a spingere e al 70° Di Mauro, dal limite dell'area, lascia partire un bolide che supera Del Bello. Esplode il tifo sugli spalti, la squadra crede fermamente nel pari, ma si espone un po' troppo ai contropiedi della Vibonese, che in un paio di occasioni sul finire della gara, con Tandara sfiora il tris. Alla fine i 3 punti vanno alla compagine di Antonio Boucher, ma gli applausi dei tifosi sono per l'Akragas, che sino all'ultimo secondo ha cercato insistentemente, senza fortuna, il pari che avrebbe sicuramente meritato. Domenica prossima l'Akragas osserverà un turno di sosta. Ed ora spazio alle interviste di fine gara. Poi io ho da fare i complimenti alla mia squadra perché credo che abbia fatto una bellissima partita, più bella ancora di quella di Trapani dove abbiamo avuto tante occasioni. Non siamo riusciti a metterla dentro, ma credo che in termini di prestazione, in termini di occasioni, oggi credo che sia stata ancora più bella di quella del Trapani. Cosa è mancato oggi all'Akragas? Semplicemente il gol. Davide, perdonami, ma non credo che ci siano tante analisi o valutazioni da fare. Io credo semplicemente il gol, perché io ho visto una Vibonese spaventata, soprattutto al secondo tempo, di non riuscire più a portare questo risultato a casa
che non credo fosse meritato, e noi non siamo riusciti a mettere la palla dentro. Ecco, anche la Vibonese ha ammesso che il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Fin quando stavamo sul 2-1 forse sì, ma dopodiché io credo che l'Akragas avrebbe meritato di pareggiare e forse addirittura anche di vincere la partita. Però stiamo parlando comunque di una sconfitta, per cui è giusto portarcela a casa. Adesso arriva la pausa forzata di campionato che servirà per ricaricare le batterie. Sì, un po' per rigenerarci, per cercare di recuperare soprattutto gli infortunati, che è la cosa più importante che mi urge di più, andare a recuperare le persone che sono fuori già da un po' di tempo, quindi utilizziamo questa settimana. Francesco Ramondino, direttore sportivo della Vibonese, possiamo parlare di vittoria meritata per la Vibonese contro l'Akragas? È stata una vittoria sudata soprattutto, eravamo di fronte a un avversario importante che ci ha messo sotto, ci ha messo in grossa difficoltà, abbiamo lottato su ogni pallone, su un campo che non era facile uscirne fuori perché comunque il terreno di gioco purtroppo era in condizioni non ottimali, però diciamo che abbiamo fatto il nostro dovere, abbiamo lottato e ci prendiamo questa vittoria. Per voi quanto vale questa vittoria difficile contro un Akragas ostico che ci ha provato fino alla fine? Vale tanto perché finora abbiamo fatto delle vittorie comunque, come si dice, con il bel gioco. Oggi invece è uscito fuori anche un lato caratteriale, una voglia, una determinazione dei ragazzi di portare a casa la vittoria, che comunque ti permette di ben sperare e di, diciamo, impostare la situazione anche su partite un po' sporche dove si gioca un po' meno a calcio, ci vogliono nervi e voglia e determinazione. Quindi... Non ritiene che il risultato più giusto sarebbe stato un pareggio, visto che il secondo gol era in netto fuorigioco, il Guardialine era posizionato male, era a centrocampo, ma c'erano 5 metri di fuorigioco? Dalla panchina onestamente non l'ho visto questo fuorigioco. Diciamo che fosse finita in pareggio comunque non era giusto anche come risultato, perché abbiamo avuto di fronte degli avversari tosti, degli avversari forti che con determinazione hanno cercato di agguantare la partita. Penso che per quanto è meritata la nostra vittoria, lo sarebbe stato in ugual misura anche un eventuale pareggio, perché comunque l'Akragas non ha di certo demeritato oggi. Direttore sportivo Giuseppe Cammarata, quanto brucia questa sconfitta casalinga contro la Vibonese? Ma brucia nel risultato, per come è maturato. Non mi va di parlare di arbitraggi e di assistenti, però penso che se andiamo a rivedere il 2-0 della Vibonese, almeno mi dicono, ma già ad occhio nudo mi era sembrato un fuorigioco netto, però evidentemente l'assistente non l'ha visto. Però al di là di questo io penso che oggi l'Akragas ha fatto la più bella prestazione da quando è iniziata questa stagione. Direttore, l'Akragas farà mercato? Ma stiamo valutando gli infortuni, purtroppo c'è qualche infortunio che sarà di lunga durata, perciò se ci riusciamo, visto il momento storico del mercato, diciamo, se ci riusciamo vorremmo mettere almeno una pedina dentro in avanti. Sempre da Carmelo Ventini, vediamo ora un servizio sulla panoramica sportiva. Non è stata una giornata felice per le squadre agrigentine di Serie D Girone I. Hanno perso tutte e tre, l'Akragas e l'Esseneto con la Vibonese, l'Illicata a Reggio Calabria con la locale squadra e il Canicattì al Saraceno con il Trapani. In classifica generale comanda il Siracusa con 19 punti, insegue a 18 il Trapani ma con una gara da recuperare, a 15 c'è la Vibonese. E poi un terzetto cui fanno parte a 12 punti Akragas, Licata e Sant'Agata. A 15 il Canicattì, mentre risale a 10 la San Cataldese. Ma vediamo nel dettaglio i risultati di questa settima giornata di campionato. Acireale batte Portici 1-0, Akragas Vibonese 1-2, Lamezia Siracusa 1-4, Locri Ragusa 0-2,
Real Casalnuovo Castrovillari 3-2, Reggio Calabria Licata 2-0, San Gataldese Sant'Agata 1-0, Canicattì Trapani 1-3, Nuova Egea Gioiese 2-1. Ha riposato il San Luca e scendiamo di categoria, parliamo dell'Eccellenza Girone A. Tentativo di fuga per la Nissa di Nicolò Terranova, che vince la quinta gara di fila e rassoda la propria leadership. Approfitta infatti della concomitante sconfitta interna dell'Athletic Palermo ad opera di uno spavaldo Pro Favara che nell'anticipo del sabato lo supera per 2-3. Buono il paro esterno dello Sciacca che resiste al Castellammare. Si allunga la classifica generale che vede poi l'Athletic Palermo sotto di 3 punti rispetto alla fuggitiva Nissa. Il Mazzara invece si ritrova a 11 punti al terzo posto, mentre la Pro Favara si ritrova al quarto con 5 punti di ritardo dalla Nissa. In ritardo lo Sciacca che si ritrova quasi in fondo alla graduatoria con 4, mentre il prossimo turno vedrà di fronte Mazzara e Nissa, gara dall'esito sicuramente molto incerto. La Pro Favara in casa con il Castellammare e lo Sciacca al Gurrera con il Fulgatore. Ma vediamo quali sono stati i risultati. Folgore batte Marinea 1-0, a Mazzara l'Accademia Trapani ha vinto 1-0, il Castelbuono ha superato l'Aspra per 3-0, Don Carlo Misilmere e Mazzara 46 è terminata in perfetta parità 2-2. A Palermo il Pro Favara ha vinto 3-2 con l'Athletic, mentre il Castellammare e Sciacca hanno terminato il loro cammino per 0-0. Passiamo al Pro Favara che vince con l'Athletic Palermo, capolista per 3-2, il servizio di Giuseppe Moscato. La Pro Favara torna a vincere e nell'anticipo di sabato conquista 3 punti in casa della capolista del campionato di eccellenza Girone A, l'Athletic Club Palermo. Vittoria importante non solo per non perdere terreno in classifica, ma soprattutto per ridare fiducia e morale a tutti, società, staff tecnico, giocatori e tifosi, dopo la sconfitta con la Nissa e l'eliminazione ai rigori in Coppa Italia. La Pro Favara si aggiudica il big match con la capolista Athletic Palermo con il risultato di 3-2, una gara che sembrava la fotocopia delle precedenti, con i gialloblu che iniziano bene l'incontro, vanno in vantaggio al 14° con un gran gol di Ficarrotta che dimostra ancora una volta tutto il suo valore di giocatore di altra categoria. Ma la storia si ripete con la Pro Favara che crolla nel finale del primo tempo, al 39° si fa rimontare con un gol di Caronia e al 46° addirittura superare con una rete di Manfrè che dà il momentaneo vantaggio ai padroni di casa. Ma al ritorno in campo la Pro Favara questa volta c'è ed affronta la ripresa con lo stesso spirito battagliero del primo tempo, producendo subito occasioni che si concretizzano ancora con Ficarrotta che con una magistrale punizione dal vertice destro realizza la rete del pareggio. Prosieguo di secondo tempo che vede la Pro Favara ancora lucida e decisa e al 61° mette a segno la rete del definitivo 3-2 con la Piana dopo una bella combinazione Ficarrotta-Cannavò. Pro Favara che torna a vincere e che attende con ansia adesso di poter ritornare a giocare tra le mura amiche, lavori di ristrutturazione dello stadio Bruccoleri permettendo. Abbiamo iniziato la partita abbastanza bene, devo dire abbiamo fatto 25-30 minuti di grande calcio, siamo stati in vantaggio, potevamo fare anche il secondo e il terzo gol, poi abbiamo avuto un attimo di sbandamento, nel senso abbiamo concesso qualcosa all'Atletico, è una squadra organizzata, una squadra che ha giocatori importanti e in 5 minuti sono riusciti a ribaltarci la partita. Devo dire che in questo caso faccio anche complimenti ai ragazzi perché siamo rientrati in secondo tempo in campo con un piglio diverso, perché noi non siamo quei giocatori che negli ultimi 5 minuti hanno lasciato qualcosa agli avversari. I ragazzi sanno che devono dare qualcosa in più e credo che la seconda parte della gara siamo entrati in campo vogliosi, con voglia, con cattiveria di ribaltare questa partita perché abbiamo bisogno di
vincere e stare più sereni, quindi in questo senso veramente faccio complimenti a tutti per l'atteggiamento, per tutto quello che hanno messo in campo, perché oggi era troppo importante per noi. Al 45esimo di questa partita abbiamo toccato il fondo della stagione, ma non per prestazione, perché ancora una volta avevamo fatto una buona partita, ma ci eravamo ributtati in una situazione, in un vortice che stavamo vivendo in queste settimane. Il secondo tempo è quella che io conosco la Pro Favara, è quella che vivo tutti i giorni, è quella con cui mi alleno tutti i giorni, è quella con cui ho fatto penso 80 allenamenti da quando è cominciata la stagione, quindi io nel mio cuore sapevo che la Pro Favara era questa, però avevamo bisogno di farlo vedere pure a chi si è organizzato per guardarci, a chi da lontano ci ha osservato. Dovevamo dare una reazione perché questa è una partita fondamentale, una partita che ci può proiettare in una settimana serena, da vivere sereni e pensare già da domani, pensare alla partita che dovremmo affrontare. Ancora la strada è lunga, noi domenica dopo domenica dobbiamo guardare solo e sempre noi stessi, giocare per vincere ogni partita, perché abbiamo le carte in regola per poter vincere ogni partita senza presunzione con nessuno. Però dobbiamo essere umili come siamo stati oggi e mai avere quei 10-15 minuti di blackout, perché in quei 10-15 minuti per ora ci sta andando un pochino storto, diciamo. Non ho mai avuto dubbi sulla squadra, io non ho dubbi su tutto quello che negli ultimi 15 giorni ci è caduto addosso, ma anche perché, ripeto, ho detto all'inizio, non è una squadra che tutte le partite li vince 2-0 e 3-0, è una squadra che dove andremo troveremo squadre come l'Atletico Palermo, che è una squadra fortissima e che sfido chiunque venire qua a fare punti. Quindi io ho sempre avuto fiducia, io non ho problemi con la mia squadra, io sono sicuro di quello che ho fatto e del mio lavoro e sono sicuro di quello che fanno i ragazzi. Si può alzare, si può scendere, si può risalire, ma il campionato è lungo, ce ne saranno tante situazioni buone, ce ne saranno tante anche cattive, bisogna solo stare un po' tranquilli, se si sta tranquilli poi a marzo tiriamo le somme. Era una partita difficile, Milano partiva favorita, ma la Fortitudo Agrigento vince e convince contro l'Urania e porta a casa 2 punti pesanti, 69-75, questo è il risultato finale. Sentiamo in merito il coach Pilot al termine della gara. Sono molto contento per i ragazzi, perché avevamo parlato un pochino nel corso di un'altra settimana non facilissima per qualche infortunio di troppo, e ci eravamo detti che serviva una scintilla per accendere la nostra stagione. C'era il rimpianto la scorsa giornata di aver buttato 2 quarti venendo mangiati di intensità da Rieti, e c'erano rimasti invece i secondi 2 quarti che ci davano energia. Oggi secondo me abbiamo iniziato bene questa partita, l'abbiamo approcciata facendo quello che avevamo preparato, la difesa allungata a tutto campo ci ha sicuramente aiutato nel primo tempo a togliere un pochino di ritmo a Milano. Poi è normale, ci deve essere l'avversario anche, che vista Milano a Treviglio la settimana scorsa che non sbagliava mai da 3 punti, oggi nel primo tempo ha avuto percentuali basse, ci ha aiutato sicuramente a prendere un po' di gap. Secondo tempo più o meno sulla falsariga, si sono alzate le loro percentuali, noi secondo me siamo stati bravi e solidi a resistere, nonostante ecco, le nostre rotazioni in questo momento non siano proprio a pieno regime. Però sono felice perché i ragazzi durante la settimana si sono allenati molto duramente, sono un grande gruppo e secondo me oggi si è visto, e si sono aiutati anche a portarsi dietro qualcuno che ancora non era entrato in questa stagione definitivamente. Di questo non posso che essere fiero, perché alla base di come mi piace allenare c'è sicuramente la chimica di gruppo, e quindi mi porto i 2 punti nella giornata del compleanno di Lollo Ambrosini, quindi festa completa. Domande? Ragazzi, io possiamo dire innanzitutto salve, complimenti della vittoria. Possiamo dire che Agrigento è una squadra che si esalta con le grandi squadre, almeno sulla carta. Abbiamo visto un Agrigento vincente in Supercoppa con Trapani, oggi con un'ottima, che purtroppo non ha fatto vedere, Urania, quindi possiamo definirlo un anti-top squadra, diciamo. È un po' prematuro, sicuramente un po' prematuro. Sicuramente abbiamo fatto 2 buone partite contro Trapani in Supercoppa e oggi contro Milano. Anche oggi ci sono stati tanti problemi, prendo l'ultimo dei tiri liberi per esempio, che ci hanno tenuto con il fiato sospeso fino alla fine, però credo che per come è fatta anche la formula del campionato quest'anno non possiamo accettare di dire l'ammazza grandi, no? E poi perdere punti importanti, perché
conterà ogni singolo punto che fai. Già i primi risultati dopo le prime 2 giornate si cominciano a vedere, c'è già qualche sorpresa, quindi bisogna avere massima cautela e farsi trovare pronti ogni domenica, soprattutto adesso che c'è il turno infrasettimanale, che comincerà a essere il primo banco di prova anche per la tenuta fisica delle squadre. Quindi adesso noi torniamo domani, facciamo un bel viaggetto e mercoledì arriva Torino in casa e vediamo di dare continuità a questa partita di oggi. E questo è tutto per TVA Notizie, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni e vi auguriamo una buona serata.